Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, abemus papam! Buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 9 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, vi perdete la rassegna stampa di Semivarin che sto temporaneamente sostituendo io, videopillole e molto altro ancora. Saluto in plancia comando il nostro pescatore di onde, grande Simone, buon lavoro anche a te, ben trovato stamattina. Il disco start non poteva che essere in questa situazione Superstar, cantata da Carl Anderson, che è appunto il pezzo più conosciuto e più noto del musical Jesus Christ Superstar, a teatro nel 1970, al cinema nel 1973. A quali coordinate incrociamo? Sempre le solite, 340-670-9659. Se avete voglia di mandarci le vostre zappe, oppure se avete voglia di telefonare dopo le 8, perché oggi, come potete immaginare, l'argomento è quello su tutti i giornali, dopo le 8 02 9294 7222, così potrete intervenire, dire la vostra, commentare, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo la nostra rassegna stampa e appunto ieri la storia è passata davanti ai nostri occhi, la storia si è fatta ancora una volta e se è vero che non sei mai fregato quando hai una storia da raccontare, ognuno di noi potrà dire io c'ero, perché siamo stati testimoni di un'altra giravolta della storia. La Chiesa ha un nuovo pontefice, un pontefice che è stato eletto come papa di mediazione. Lo hanno eletto e lo hanno scelto tra i cardinali di Curia, perché era prefetto appunto del Dicastero per i vescovi, perché tanto così accontentavano i conservatori nel caso. Lo hanno eletto filo bergogliano o apparentemente sulla linea di Bergoglio, perché così accontentava i progressisti, e lui li ha fregati tutti quanti scegliendo il nome intanto di Leone, che se permettete non è un nome da rinunciatario, visto che Leone Magno ha fermato gli Unni. La seconda cosa, oltre a chiamarsi Leone, come vedete, quest'uomo che evidentemente preferisce la politica dei piccoli passi, ha cominciato pian pianino a rimettere le cose a posto, non fosse altro che si è presentato alla Loggia delle Benedizioni con l'abito corale, con tutte le insegne della dignità pontificia, quelle che Bergoglio aveva rifiutato, e già che c'era ha letto un discorso scritto a penna di suo pugno, rivolgendosi direttamente al popolo e non ai cardinali. Non ha detto buongiorno, non ha detto buonasera, non ha detto buon appetito, non ha detto pregate per me, non ha detto niente di tutto questo. Per cui mi pare che siamo partiti col piede giusto, non so voi, comunque 340-670-9659. E un papa americano, si è rotto un tabù che durava da sempre. Adesso l'America ha un potere temporale enorme con un presidente la cui personalità basta per una vita e più, e poi anche il potere spirituale, perché c'è questo papa che però non è un trampiano, non ragiona, diciamo così, come Trump, e di conseguenza lo vedremo presto all'opera e vedremo tra non molto il rapporto tra i due, se si incrinerà e come. 3 mesi fa aveva tra l'altro criticato pesantemente J.D. Vance sugli immigrati, per cui attenzione. Andiamo a vedere allora le agenzie che anch'esse aprono con lui, con Papa Leone. L'americano Prevost è il nuovo Papa, Leone XIV eletta al quarto scrutinio, costruiamo ponti per la pace. È stata un'elezione rapida, 2 giorni e 4 scrutini, uno in meno rispetto allo scorso conclave in cui era stato eletto Francesco. Ecco qua Papa Prevost, Papa Leone. Bello, sentite come suona imponente. E questo sarebbe quello di mediazione, credeteci.
Tra l'altro somiglia un poco a Eugenio Pacelli, se voi gli guardate la fronte, l'attaccatura del naso e degli occhi ci assomigliano un poco. Poi ancora i prossimi riti e gli impegni di Leone XIV, Robert Francis Prevost, Yankee latino che unisce le Americhe perché è stato missionario in Perù. I messaggi da Zelensky a Putin, Netanyahu augura successo al primo papa degli Stati Uniti, le congratulazioni di Trump, Herzog, ansiosi di migliorare le relazioni. Toma Castagna. Le reazioni in Italia, Mattarella al Leone XIV, la pace da lei evocata, speranza dell'umanità intera, la folla dei fedeli, i 150.000 di San Pietro, tra entusiasmo e scetticismo. Ancora la guerra commerciale intesa sui dazi con la Gran Bretagna, Trump la faremo anche con l'UE, seguiranno altri accordi, sabato anche i colloqui con Pechino. Speriamo bene, dai. Andiamo a vedere anche la BBC, ça va sans dire, diamo un'occhiatina fuori dai nostri confini, anche la BBC apre con il Papa, i leader politici e religiosi di tutto il mondo si congratulano col nuovo pontefice Leone XIV. Robert Prevost è il primo pontefice nordamericano a essere eletto alla guida della Chiesa cattolica. E tra l'altro lui è di Chicago, The Wind City, la città ventosa. Va bene che lo spirito soffia dove vuole, ma stavolta ha voluto mandarci un messaggio in chiaro. Entusiasmo e gioia nella città natale del Papa, cioè Chicago. Continuità è la chiave per il Papa, che viene visto come unificatore della Chiesa. Vedremo. Guardate che questo qua ci sorprenderà. Dio ama il Perù, il paese celebra il nuovo Papa come se fosse un loro concittadino. Robert Prevost è cittadino del Perù e spesso si riferisce adesso come la mia seconda patria. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani, anche i quotidiani locali aprono tutti allo stesso modo. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, eccolo qui con la foto del Santo Padre. La pace sia con voi. Robert Francis Prevost eletto Papa al quarto scrutinio e Leone XIV, il richiamo alla pacificazione disarmata e disarmante di Cristo. Il Fatto, nato a Chicago 69 anni fa, agostiniano, è stato per 20 anni missionario in Perù, era prefetto del Dicastero per i vescovi. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Vuol dire che questo i dossier se li legge tutti fino all'ultima riga, perché se tu fai il prefetto del Dicastero per i vescovi, quando ti mandano le terne per scegliere i vescovi, devi stare molto attento a quello che leggi. Quindi questo qua non farà nomine a simpatia e a sensazione come faceva Bergoglio. Vedete che le cose cambieranno pian pianino. Il conclave sceglie il primo statunitense alle 18, fumata bianca, il profilo da Chicago a Perù, sempre missionario, nel cuore e nello stile. Trump, non vedo l'ora di collaborare, la sfida ora è unire. La presidenza CEI, commozione e gioia della Chiesa italiana. Chissà come l'ha presa Sant'Egidio che Zuppi non ce l'ha fatta, domando per un amico. Corriere della Sera, il conclave, la scelta, il Papa americano, 2 punti, pace. Prevost eletto con il nome di Leone XIV, il primo pontefice nato negli Stati Uniti. Il grazie a Francesco, l'urlo della piazza. Trump, grande onore, lo voglio incontrare. Di spalla, da Chicago alla missione in Perù, l'agostiniano che ama il tennis e la matematica. Non è McEnroe, però secondo me ce lo vedo bene in una sfida contro Sinner. La forza del rito nell'era tecnologica, il comignolo, il gabbiano e quel tempo sospeso, la missione di ricucire le divisioni, il ponte da creare tra popolo e gerarchie. Beh, veramente il ponte va creato anche dentro la Chiesa. Tra l'altro è un canonista. Essendo un canonista e dunque un giurista, vedrete che ci saranno anche delle riforme giuridicamente motivate della Curia Romana. Il Fatto Quotidiano, il Papa americano e il missionario Prevost col nome del pontefice sociale, un leone per la pace, disarmata e disarmante. La ritirata di Parolin e i Bergogliani Uniti eleggono l'outsider, il primo pontefice USA, Donald se in testa, ma non è un trampiano. In piazza aspettando l'italiano Tagle e poi l'annuncio. E chi è? Beh, nel 78 quando
il cardinale Pericle Felici disse Wojtyła, tutti in piazza dissero hanno eletto il Papa Nero, perché nessuno sapeva chi fosse, nessuno tranne un giovane giornalista con i nei che nel 77 aveva avuto la possibilità di intervistarlo. Quel giornalista era Bruno Vespa. Vedete com'è la vita. Il giornale, il nuovo Papa, Leone d'America, alle 18.08 la fumata bianca, lo statunitense Robert Francis Prevost eletto pontefice col nome di Leone XIV. Grazie a Francesco costruiamo ponti, matematico, schivo, ha vissuto in Perù, e l'anti-Trump sull'immigrazione. Al quarto scrutinio, elezione rapida e il segno di unità ritrovata. Il significato nel nome scelto, modernità e lotta all'eresia. Leone XIII avversò non solo il comunismo e il socialismo, ma anche la massoneria. Le prime parole, l'Ave Maria e la pace disarmante. La centralità USA, Donald e Robert, le due facce degli Stati Uniti. Il favorito, delusione Parolin, tradito dai voti da Asia e Africa. L'intervista a Fontana, io commosso per la preghiera che unisce tutti. L'analisi di Luttwak, 80 anni fa la fine della guerra, ma oggi l'Europa è di nuovo debole. E già, ieri era sia la Madonna di Pompei, Vergine del Rosario, festa il 7 di ottobre, perché il 7 ottobre del 1571 l'Occidente vinse contro i turchi a Lepanto. E poi era anche il giorno in cui la Germania ha capitolato nella seconda guerra mondiale. Vedete che tutto si tiene. Il Tempo, Leone XIV, un americano a Roma, ore 18.08, Robert Francis Prevost è il nuovo Papa dopo Francesco, fumata bianca al quarto scrutinio, e i 150.000 di San Pietro in festa, nato a Chicago, vescovo in Perù, è il primo pontefice degli Stati Uniti. Un saluto speciale alla Chiesa di Roma, pace disarmata e disarmante. La lettera di Meloni, cresciamo insieme, Mattarella, faro sui deboli. Minzolini, un papa lontano da Donald, ma non andrà allo scontro, è quello che penso anch'io. Quel pranzo che cambia il conclave, Parolin da Papa, Kingmaker, Burke e Dolan, il fronte USA è unito, anche questo è vero, se avessero fatto blocco avrebbero potuto fare tanto, nel 2013 gli era mancato poco. Bisignani, tutti gli uomini del pontefice, dal potente Versaldi a Luis Marin, l'agostiniano cambia la Chiesa. E poi c'è il momento più divertente della rassegna stampa, lo sapete, il tempo di Osho, bandiere USA a San Pietro, Trump, un grande onore. Ecco Trump nel meme in cui l'intelligenza artificiale lo ha ritratto da Papa e dice, mica c'è sonnato tanto lontano. Date una medaglia a quest'uomo, però è stata ancora più geniale la battuta che ha fatto su X, sempre Osho, dice Parolin, da me è un'opposizione dura ma responsabile. Quella ancora più geniale, devo dire la verità. La Repubblica, vi ricorderete che è Eugenio Scalfari, il fondatore o Barbapapà, come lo chiamavano anche, era un intimo del Papa argentino. E qua abbiamo la Repubblica che titola Il Papa americano. Fumata bianca alle 18.08 al quarto voto, Robert Prevost diventa Leone XIV, per 10 volte pronuncia la parola pace, costruire ponti nel segno di Francesco, da Chicago a Roma, Agostiniano, 69 anni, sui social ha criticato Trump e Vance, quindi lo hanno già arruolato che è dei loro, d'accordo, come volete voi. Gli italiani divisi, Parolin si arrende, smarrimento e festa in 150.000 a San Pietro. Tra l'altro questi sono convinti che questo sia un papa pacifista. Non hanno capito niente. Quando dice una pace disarmata e disarmante, non è pace nel senso di assenza di guerra, attenzione. È la pace giusta, secondo il concetto cattolico. Attenzione, è quella che viene dai cuori, è l'impegno per la pace, perché il cristiano non è pacifista, ma è pacificatore, che è diverso. E quindi lo vedrete all'opera anche soprattutto con il recupero della diplomazia vaticana. La Stampa, lo statunitense Robert Francis Prevost eletto a sorpresa dai cardinali e Leone XIV, il Papa dei due mondi, l'anti-Trump della Nuova America. Sì, va bene.
La verità sarà un altro Bergoglio? Si chiede Maurizio Belpietro. Il nuovo Papa è un americano a lungo missionario in Perù, Robert Prevost, smentiti molti vaticanisti che puntavano su Parolino Zuppi. Ha scelto di chiamarsi Leone XIV, vicino a Francesco, tuttavia non è un gesuita, ma un seguace di Sant'Agostino. Fede e ragione, e forse meno piacione, speriamo. Beh, è anche vera un'altra cosa. Francesco era un gesuita. I gesuiti sono gente, come vedete, che hanno un ragionamento molto sinuoso, un ragionamento molto particolare. Sono gente del discernimento, molta elucubrazione. Qua invece c'è più il calore di Agostino. È vero, Sant'Agostino è l'uomo appunto di fede e ragione, però una delle sue frasi più importanti è: ci hai fatti, per te resta, dice, il nostro cuore trema fino a quando noi non riposiamo in te, o Signore. Quindi qui c'è il calore della fede, come vedete, e calore della fede significa anche che riprenderà e riaffermerà non solo le verità di fede, ma riprenderà e riaffermerà anche tutta una serie di no che la Chiesa non può che dire, insomma. Poi, tra l'altro, come vedete, è partito parlando della pace di Cristo, non è che ha detto che Dio non è cattolico. Attenzione. Il suicidio europeo è completo, la beffa, ora i cinesi ci invadono pure con le automobili a benzina, mossa ostile all'Italia, Berlino, Parigi, Varsavia, Londra, nasce il quadrilatero del riarmo e poi renda perquisito per ricatto a Dal Vecchio, dossier superbonus, delitto di Malta, squadra Fiore, i misteri del soldato. Libero, che fa un titolo geniale, il primo papa nordamericano non è Francesco. Io lo devo conoscere quello che fa sti titoli. Io gliel'ho già detta a Giovanni Sallusti, però mi sa che glielo ricorderò. Io devo diventare amico di quello che fa i titoli al Libero. Non è Francesco, è Prevost da Chicago il nuovo pontefice, duro sull'ideologia gender, si presenta coi paramenti rossi che Bergoglio aveva archiviato. Verso acque tranquille, ecco come sarà il suo pontificato, scrive Antonio Socci. Il manifesto, perché ha scelto il nome di Leone XIV. Decisivi i suoi voti, il grande sconfitto è l'italiano Parolin, scrive Andrea Morigi. Accordo sui dazi Trump-Starmer, la lezione di Londra con gli USA serve trattare. Rissa a sinistra, Conte boccia Elli Premier, dubbi pure nel PD. Andiamo a vedere Italia Oggi, la prima pagina di questa mattina. Eccola qui, il Papa è Prevost, Leone XIV, il primo statunitense, nato a Chicago nel 1955, missionario in Perù. La pace sia con tutti voi, le prime parole, poi chiede una pace disarmata, umile e perseverante. Il servizio di Franco Adriano a pagina 3. Poi abbiamo l'intervista di Alessandra Ricciardi a Buttiglione, a Rocco Buttiglione. Prevost ha dalla sua il carisma missionario e grandi doti diplomatiche. Poi, se permettete, se mi cito, ci sono anch'io a pagina 5, c'è anche un piccolo profilo che ho scritto ieri sera, proprio corsa di corsa, subito dopo la trasmissione, ma domani ci sarà un ritratto più approfondito. Parolin conferma il celebre adagio: entrato come papa in conclave, ne è uscito cardinale. Di spalla, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi. Moltissime persone, anche non credenti, sono rimaste affascinate dalla maestà, splendore, solennità delle celebrazioni vaticane legate alla morte di Papa Francesco e all'elezione del nuovo pontefice. Si sono sentite quasi trasportate in uno spazio spirituale più elevato, fuori dal tempo, impregnato di una bellezza antica e misteriosa. Le volte immense e solenni di San Pietro, l'ordine e la ritualità le hanno staccate per un momento dalle pesantezze dei quotidiani conflitti, dalle angosce, ingiustizie, dubbi, problemi incessanti. È il potere della liturgia farci sollevare lo sguardo verso orizzonti che si collocano fuori dal fluire del tempo ordinario, ma non per questo sono meno reali e meno in grado di influire positivamente sulla nostra vita, come una scala che consente all'anima di salire verso spazi più puri e luminosi, per poi tornare sorridente alle occupazioni di tutti i giorni. Bello, bello, veramente, veramente in poesia, mi piace molto.
Vediamo i quotidiani locali perché sono le 7:55, abbiamo ancora tempo. Brescia oggi, Leone XIV, nuovo pontefice a Brescia, il saluto del vescovo e dei cittadini statunitensi. Prevost, primo papa dagli USA, pace, costruiamo ponti. Corriere del Mezzogiorno, Campania, l'inchiesta, vita e morte da baby boss. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, politica, centrodestra, 10 punti indietro. Corriere del Trentino, l'inchiesta, scaltri e spregiudicati, la galassia degli Agostini nelle carte del GIP, l'avvocato Valer sono turbati. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, Prevost Papa, Parolin, l'illusione del paese. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, il tifoso ucciso, rabbia e dolore per l'addio. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, economia, PIL più basso delle aspettative. Corriere della Sera, Dorso di Milano, la rinascita, Fondazione Prada, l'arte cambia a scala romana. Corriere della Sera, Dorso di Roma, Robert Francis Prevost, il nuovo Papa, il popolo di Leone XIV. Prima era il popolo di Francesco, mo è quello di Leone XIV. Che fosse l'idea che sia popolo di Dio, no. Corriere Torino, l'evento, il Piemonte festeggia 400.000 alpini, da domenica Biella il raduno degli alpini, viva gli alpini. Corriere dell'Alto Adige, verso il voto, ballottaggio, l'SVP non si schiera. Corriere di Bologna, l'inchiesta su Viana, indagati i dirigenti dell'azienda e poi quella volta che il nuovo Papa celebrò messa in cattedrale, la città ora aspetta Zuppi. Corriere Fiorentino, la Toscana, Pergola, braccio di ferro con Roma. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, il report sempre più poveri. La Gazzetta di Modena e quella di Reggio titolano tutte e due uguale, un Papa per la pace. Il giornale di Brescia, Robert Francis Prevost, pace a voi, Leone XIV. Il cittadino, Lodigiano e Sud Milano, il conclave, il nuovo Papa e Leone XIV, la pace sia con tutti voi. Milano, Far West in strada, Bovisa, agguato in pieno giorno, spari al SUV da uno scooter in corsa. Il piccolo di Trieste, costruiamo ponti, ovviamente la foto del nuovo Papa. L'inchiesta è incidente o è omicidio, le lesioni su Eddafi non convincono, così il piccolo della provincia di Alessandria. Il secolo XIX, un Papa per la pace che sia disarmata e disarmante. Il Tirreno, benvenuto Leone XIV, il male non prevarrà. Ecco, altra cosa che lo lega a Leone XIII. Leone XIII è famoso per aver scritto un famoso esorcismo contro il diavolo, che è questo, che è iscritto anche nell'obelisco a Piazza San Pietro. Ecce crucem domini, fuggite partes adverse, vicit Leo de tribu Iuda, radix David, alleluia. Dice, ecco la croce del Signore, fuggite nemici. Oddio. Mo' m'è sfuggita la parte finale, gloria, alleluia e gloria sia alla radice di Davide. Ancora, la Gazzetta del Mezzogiorno, il Papa americano, Robert Prevost, l'erede di Bergoglio. La nuova di Venezia e Mestre, costruiamo ponti, la Prealpina, il Papa della Pace, la provincia di Como, la pace sia con voi, la provincia di Cremona, la pace sia con voi. Cavolo, Lecco, Sondrio, tutti con lo stesso claim. E poi chiudiamo con la Repubblica Palermo, la Chiesa siciliana accoglie Leone, il migliore erede di Bergoglio. Il plauso dei vescovi dell'isola al nuovo Papa. Va bene, si sono fatte le 7:59, andiamo in pausa e torniamo con Nino Rota, Amarcord 1973. Mo e allora?
Tu ti tocchi, eh? Guarda che calamari che c'hai, guarda. Vorrei proprio vedere te, come si fa con la professoressa di matematica che pare un leone e con la Gradisca. Io la sposerei una donna come la Gradisca. Ve lo ricordate? Era Bruno Zanin nei panni di Titta nel 1973 in Amarcord. Anche lì quell'Italia dei primi anni 30 raccontata da Federico Fellini. Me lo devo rivedere a Marcord, che film stupendo. Tanti critici, o meglio, tanti appassionati di Fellini con la puzzetta sotto il naso dicono che quello sarebbe il film meno riuscito del maestro. Quella, secondo me, è un bellissimo film e parla a tutti. Allora, bella gente, qui sono arrivate un poco di zappe che naturalmente ho il piacere di leggervi. Da questo momento il telefono comunque è aperto, se avete voglia di essere dei nostri. Allora, Jesus Christ Superstar, Ve Possino, grandissimo Carl Judas Anderson. Ancora Marisa, non potevi scegliere meglio canzone, complimenti, buona giornata anche a te, grazie. Antonino, buongiorno, lei che è filo canadese? No, io sono canadese, sono suddito di Carlo III, cavolo. Un'idea su questo Papa ce l'ha Andrea Saluti, sì, anche se lo guardi dal Canada, questo non è un Papa trampiano, è poco ma sicuro, però è uno che ci stupirà. Ancora, buongiorno Antonino, mi scrive Stefano, secondo me abbiamo iniziato meglio rispetto a Francesco, sono d'accordo. Quello che mi è piaciuto di più, sempre che non sia un volo pindarico mio, è quando ha detto sono agostiniano. Non perché sappiamo cosa voglia dire nello specifico, ma perché alle mie orecchie è arrivato io sono questo, questa è la mia formazione, fatevene una ragione, magari mi sbaglio. Detto questo, che Dio lo benedica, è giovane, spero per lui una lunga carriera, che gli dia il tempo di aggiustare tutto e parafrasando Matteo, l'albero buono lo giudicheremo dai frutti che farà. Ogni analisi ora è inutile, tanto quanti sondaggi preconclave, che come al solito si dimostrano più desideri dei sondaggisti che la realtà. PS, tempo permettendo, su X si fa un gran parlare di Rerum Novarum. Puoi spiegarmi in parole semplici di che si tratta? Sì, molto semplicemente. La Rerum Novarum è una lettera enciclica che fu scritta da Leone XIII nel 1891 e fu una lettera nella quale sostanzialmente veniva, non dico che nasceva, però diciamo si presentava molto chiaramente la dottrina sociale della Chiesa. Nasceva in risposta al socialismo, che allora era una dottrina che naturalmente si stava diffondendo non poco tra gli operai, e parlava di proprietà privata. Per esempio al numero 4 Papa Leone scrive: infatti non è difficile capire che lo scopo del lavoro, il fine prossimo che si propone l'artigiano, è la proprietà privata, poiché se egli impiega le sue forze e la sua industria a vantaggio altrui, lo fa per procurarsi il necessario alla vita e però col suo lavoro acquista un vero e proprio perfetto diritto non solo di esigere, ma anche di investire come vuole la dovuta mercede. Se dunque con le sue economie è riuscita a far risparmi e per meglio assicurarli li ha investiti in un terreno, questo terreno non è infine altra cosa che la mercede medesima travestita di forma e conseguente proprietà sua, né più né meno che la stessa mercede. Ora, in questo appunto, come ognuno sa, consiste la proprietà sia mobile che stabile. Con l'accumulare pertanto ogni proprietà particolare, i socialisti, togliendo all'operaio la libertà di investire le proprie mercedi,
gli rapiscono il diritto e la speranza di trarre vantaggio dal patrimonio domestico e di migliorare il proprio stato e ne rendono perciò più infelice la condizione. Credo sia abbastanza chiaro. Il Papa dice appunto questa cosa nel 1891, che ognuno di noi ha diritto, specialmente gli operai, che allora erano tra le classi sociali più umili, perché poi c'erano i contadini insieme a loro, no? Tutti hanno diritto di costruirsi una proprietà, di migliorare il proprio status sociale, migliorare le proprie condizioni di vita. Il socialismo, o se preferite, meglio ancora, il comunismo, invece cosa fa? Ti dice proprietà privata non ce n'è, è tutto pubblico, essendo tutto pubblico siete tutti allineati verso il basso e omologati e va attaccata al tram, che è lo stesso concetto del salario minimo garantito. Vedete, Leone XIII era uno che ci vedeva a lungo assai e poi continua dicendo che la proprietà privata è un diritto naturale, è difeso dalla legge divina addirittura. Poi si parla del valore dell'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un testo, tra l'altro, che bisognerebbe riprendere perché la Rerum Novarum è stato qualcosa di molto importante. C'è una chiamata, pronto, chi è là? Sono io, Antonino, ciao, buona giornata. Ciao, buongiorno. Allora ieri quando ti ho chiamato ancora non sapevamo chi era, adesso si sa e prima impressione mi sembra una persona giusta. Lo Spirito Santo ha scelto bene. Quindi sì, poi me. Insomma c'è anche, io sono anche uno che sa un attimino di cabala, c'è il numero 8 di mezzo, 1808, ieri era l'8 è il numero dell'infinito. Quindi i gabbiani che dicevo ieri sera, quindi ci sono stati un po' di messaggi che lo Spirito Santo che è sopra ha scelto la persona giusta per gestire questo mondo che anche lui l'ha detto pace sia intesa come guerra ma anche nei conflitti quotidiani che noi abbiamo, perché ci sono tante piccole guerre anche tra di noi, in famiglia, con gli amici, sul posto di lavoro, insomma bisogna portare un po' di pace che dopo il Covid si vede che le cose sono un po' deteriorate, i rapporti sociali sono deteriorati, bisogna riportare un po' di tranquillità, di gioia, di speranza e secondo me questo Papa che anche lui arriva dalla stessa dell'altro, solo che questo è un po' più sopra, sarà una novità ma io sono fiducioso che sarà un gran papato, specialmente anche per il nome che ha scelto, che è un nome molto importante. E non è un nome rinunciatario, altro che Papa di mediazione. E infatti ci voleva appunto un Papa sia come persona dal mio punto di vista, sia come persona intesa come religioso che ha dei concetti buoni, ma anche come nome, l'impronta di mettere un papato con un nome, perché i nomi sono molto importanti quando uno diventa Papa. E questo è un gran bel messaggio che mi fa venire un po' il cuore pieno di gioia per il futuro, che speriamo che migliori in tante situazioni e anche tra di noi, che ci sia un po' più di umanità, di amore, di affetto con il nostro prossimo. Buon, ti saluto Antonino. Dimmi. No, ti saluto, grazie mille dello spazio, auguro a tutti una buona giornata e che iniziamo a vivere un po' più in speranza del futuro e essere un po' più positivi e ottimisti. Ciao Antonino, un abbraccione, ciao. Un abbraccio a te, ma questo è il concetto della pace vera, il concetto della pace sia con voi. Ed è quello che ha detto Francesco, vedete, non c'è bisogno di analisi raffinate, non c'è bisogno di chissà quali preparazioni o studi, basta semplicemente attenersi a queste parole così semplici eppure così vere. La pace è questo, la pace tra noi, che vuol dire speranza, che vuol dire capacità di costruire, vuol dire cambiare le cose per il meglio. Questa è la pace vera. Quindi grazie per quello che hai detto, Francesco. Ancora, e un buongiorno, temevo nei cardinali italiani super progressisti che tanto piacevano ai nostri media. Dio sia lodato, quanto sono d'accordo Silvio, ma come vedete Dio cede, è anche spiritoso. Poi El Vigo, buongiorno Antonino, prima impressione sul Leone, buona, sollievo dopo tutte e tante voci sul conclave. Lorenzo da Como, buongiorno Antonino, grazie per la tua diretta di ieri sera, no, grazie a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Molto interessanti gli aneddoti sui precedenti papi che dimostrano quanto umani restino i pontefici
anche dopo la nomina a successore di Pietro. Buona giornata. Certo che sì, anche se esiste poi la cosiddetta grazia di Stato, no? Siccome ora lui gradualmente lo vedrete assumere sempre più, insomma, una posa papale, un atteggiamento papale, questo è poco ma sicuro, ma resta pur sempre un uomo, resta pur sempre uno che gioca a tennis, resta pur sempre uno che si entusiasma evidentemente se vede giocare Sinner o la Errani, così come Wojtyła era un appassionato di box, questa ve l'ho raccontata tante volte. Gianni Minà portò Mohammed Ali a incontrare il Papa e Wojtyła gli rivelò che lui era sempre stato un suo grandissimo tifoso, ma non poteva dirlo in giro perché dice il Papa che dice di essere un po' il Papa che dice di essere un appassionato di box, insomma l'uomo della pace, che dice mi piace uno sport in cui due si scassano di mazzate, però a me fa ridere tantissimo l'idea di Wojtyła davanti alla televisione che guarda e incita Mohammed Ali a scassare di mazzate a cosa? A George Foreman durante Rumble in the Jungle, Zaire 74, tanto per dire, o lo incoraggia a scassare di mazzate a Joe Frazier, insomma, capite? Sono uomini esattamente come noi, oltre che naturalmente per chi ci crede con un rapporto speciale con l'alto. Poi Marco, Antonino, i gesuiti di oggi sono eretici, punto. No, perché dai, questo lo dicevano pure nel 1700, quindi spero sia come dici tu, ma la Chiesa sinodale è eresia. Beh, il Papa è primus inter pares ed è un vescovo, esattamente come tutti gli altri. E primus inter pares, questo sì, ha sempre una potestà piena, suprema e immediata, ma il ruolo del sinodo, che fu una geniale intuizione di Paolo VI negli anni 60, è un ruolo che può crescere ancora. Sono 60 anni che dicono che il sinodo può crescere ancora, per cui il sinodo, ecco, pensate al sinodo come a una sorta di Toto Cutugno della Chiesa, no? L'Eterno Secondo, cosa si diceva di Toto Cutugno? Che era l'Eterno Secondo di Sanremo. Ecco, il sinodo è l'Eterno Secondo, il Toto Cutugno della Chiesa. Ogni volta si dice sì, crescerà ancora, e poi non cresce mai. Però chissà, vedremo che cosa vorrà fare questo Papa. Il Corriere della Sera, vediamo un po' il suo ritratto. Missionario agostiniano, appassionato di tennis, riservato, mite ma deciso, scrive Gianguido Vecchi. In particolare, cosa dice il buon Vecchi? Dice che si è definito figlio di Agostino e già questo dice molto. Il genio delle confessioni tra i giganti della filosofia e forse il più grande pensatore cristiano, e beh, se la gioca con San Tommaso d'Aquino, dai. Era stato battezzato a Milano da Ambrogio nella Pasqua del 386 e arriva a Tagaste, oggi su Carassi in Algeria. L'incontro tra il genio nordafricano e il vescovo di Treviri, come spiegava il cardinale Carlo Maria Martini, fu uno dei momenti fondanti della storia d'Europa. Questo sarà americano, ma ricordatevi appunto che è agostiniano. E permettetemi un momento di emozione, perché io per anni ho portato tante persone giù al battistero del Duomo di Milano, in quella piscina dove quella notte di Pasqua del 387 Agostino veniva battezzato da Sant'Ambrogio insomma, nella vita tante volte i puntini si uniscono all'improvviso ed è sempre una luce accecante. Se potete andate a visitare il Battistero del Duomo e ci troverete anche le radici di questo Papa, vedrete. Così, quando il vicepresidente americano J.D. Vance aveva cercato di tirare in ballo Sant'Agostino per giustificare le politiche migratorie dell'amministrazione Trump, si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si amano i propri concittadini e infine si dà priorità al resto del mondo, il cardinale Robert Francis Prevost aveva condiviso su X, l'ex Twitter, un editoriale del National Catholic Reporter critico nei confronti di alcune dichiarazioni del vicepresidente USA, commentando sobrio ma secco: J.D. Vance sbaglia, Gesù non ci chiede di fare la classifica del nostro amore per gli altri. Mite, ma all'occorrenza deciso. Robert Francis Prevost non è mai stato un uomo che amasse le polemiche,
né tantomeno apparire, anche se ora per Leone XIV sarà molto difficile evitarlo. Molto colto, molto appassionato di tennis, mi considero un buon dilettante, tende a parlare poco di sé. Francesco l'aveva chiamato a uno degli incarichi di maggiore responsabilità e potere della Curia Romana, era prefetto del Dicastero del Vaticano che provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei vescovi in tutto il mondo, ma di lui si ricordano pochissime dichiarazioni pubbliche. Ai media vaticani spiegava: mi considero ancora missionario. La mia vocazione è come quella di ogni cristiano, è l'essere missionario, annunciare il Vangelo laddove uno si trova. Anche perché il vescovo è un pastore vicino al popolo, non un manager. Alle congregazioni generali si infilava nella curia generalizia dell'ordine di Sant'Agostino, lungo il braccio sinistro del colonnato del Bernini. Il primo papa statunitense, cui si aggiunge la cittadinanza peruviana, in Perù è stato missionario 20 anni, è stato anche il primo pontefice agostiniano, un ordine mendicante nato nella metà del 200. Degli agostiniani è stato anche priore generale all'inizio degli anni 2000. Nato a Chicago il 14 settembre del 55, viene da una famiglia di origini francesi e italiane, dalla parte del padre Luis Marius Prevost, e spagnole sul lato della madre Mildred Martinez. Ha due fratelli, Luis Martin e John Joseph. Ha passato l'infanzia e l'adolescenza negli Stati Uniti, studiando prima nel seminario minore dei padri agostiniani e poi alla Villanova University in Pennsylvania, dove nel 1977 si è laureato in matematica e ha studiato filosofia. Il 1 settembre dello stesso anno a St. Louis entra nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino, nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio di Chicago, ed emette la prima professione il 2 settembre del 78. Il 29 agosto dell'81 pronuncia i voti solenni. Dopo il diploma in teologia, a 27 anni viene inviato dai superiori a Roma per studiare diritto canonico all'Angelicum, la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino. È a Roma che viene ordinato sacerdote il 19 giugno dell'82. È a questo punto che comincia la sua lunga esperienza in missione in Perù. Mentre prepara la tesi di dottorato tra l'85 e l'86, viene mandato nella missione agostiniana di Chulucanas a Piura. Nell'87 discute la tesi dottorale sul ruolo del priore locale dell'Ordine di Sant'Agostino ed è nominato direttore delle vocazioni e direttore delle missioni della provincia agostiniana del Madre del Buon Consiglio di Olympia Fields, Illinois, ma l'anno successivo torna in Perù e raggiunge la missione di Trujillo come direttore del progetto di formazione comune degli aspiranti agostiniani dei vicariati di Chulucanas, Iquitos, Apurimac. Nell'arco di 11 anni ricopre gli incarichi di priore della comunità, direttore della formazione, insegnante dei professi e nell'arcidiocesi di Trujillo vicario giudiziale e professore di diritto canonico, patristica e morale nel seminario maggiore San Carlos e San Marcelo. Gli viene affidata la cura pastorale di Nostra Signora Madre della Chiesa nella periferia povera della città ed è amministratore parrocchiale di Nostra Signora di Montserrat dal 92 al 99. Nel 99 è eletto priore della provincia agostiniana Madre del Buon Consiglio di Chicago. 2 anni e mezzo dopo, al capitolo generale ordinario dell'Ordine di Sant'Agostino, i suoi confratelli lo scelgono come priore generale, confermandolo nel 2007 per un secondo mandato. Nell'ottobre del 13 torna alla sua provincia agostiniana a Chicago ed è direttore della formazione nel convento di Sant'Agostino, primo consigliere e vicario provinciale, incarichi che ricopre fino a quando Papa Francesco lo nomina il 3 novembre del 14 amministratore apostolico della diocesi peruviana di Chiclayo e al contempo vescovo titolare di Sufar. Il 7 novembre fa l'ingresso in diocesi e viene ordinato vescovo il 12 dicembre, festa di Nostra Signora della Guadalupe, nella cattedrale di Santa Maria. Il 26 dicembre del 15 Francesco lo nomina vescovo di Chiclayo. 4 anni più tardi lo sceglie come membro della Congregazione per il Clero, l'anno successivo della Congregazione per i Vescovi. Il 30 gennaio del 23 il Papa lo chiama a Roma come prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, promuovendolo arcivescovo. Diventa cardinale il 30 settembre. Il suo motto episcopale è In illo uno unum, parole di Sant'Agostino dall'esposizione sul Salmo 127, per spiegare che, sebbene noi cristiani siamo molti, nell'unico Cristo
siamo. Uno, questo per la sua esperienza è anche preparato sulla formazione del clero, quindi aspettatevi anche delle norme e delle decisioni sulla gestione dei seminari, soprattutto, che è la cosa più importante. Tra l'altro, appunto, questo Papa è indicato come rigido su famiglia e sessualità, perché l'uomo, diciamo così, non ha condiviso le aperture di Francesco su questioni teologiche, in particolare su sessualità e famiglia. Dunque il nuovo pontefice, che ha sempre mostrato un certo distacco e anche una certa severità nei confronti della comunità LGBTQ, contrario allo stile di vita omosessuale e alle famiglie alternative, promette di riportare la rotta teologica della Chiesa verso lidi più tradizionali, quelli fortemente desiderati dai conservatori che si dicevano disorientati dalle aperture di Francesco. C'è poi anche chi ne fa una questione di stile nell'interpretazione del ruolo papale, scrive sempre il Corriere. Leone è apparso molto discreto e misurato, minimalista, fin dalla prima apparizione davanti alla folla di Piazza San Pietro. Niente a che vedere con lo stile molto più aperto, empatico, comunicativo di Francesco. Questo delude molti, ma non i conservatori desiderosi di modi più misurati. Cazzo, scusate, si è presentato vestito da Papa, ha parlato da Papa, ha tenuto un discorso programmatico alla folla e dovevamo ancora stare con buongiorno e buonasera. E dai, su, mamma mia. Poverini, non l'hanno presa bene, pazienza, che dobbiamo fare? Succede. Andiamo a vedere un momentino, va, andiamo a vedere un momentino che cosa avete scritto voi invece con le vostre zappe. Eccovi qua, momento che vi recupero. Dove siete? Qua. Tutti i papi costruiamo ponti, poi si sta costruendo un ponte Calabria-Sicilia e tutti a rompere i cabasisi, come dici tu, Pietro. C'era qualche cristiano rimasto in Italia con sta storia qui, prima la malattia, prima faceva arrivare gli stranieri, poi la malattia, poi è morto, poi il conclave per il nuovo Papa. Io credo che se c'era qualche cristiano è diventato musulmano. No, ci siamo ancora assai. Grazie Antonino, ieri e oggi mitico i 200 euro sotto il lavandino in bagno, caro Marco di Valbrembo, provincia di Bergamo. L'uomo giusto al momento giusto, come Papa Leo. Come vuoi, guarda, ti autorizzo a chiamarmi Santità. Poi, Nella da Novara, ciao Antonino, mi permetto di chiederti di leggere ogni giorno un pensiero alla Rerum Novarum, grazie, un abbraccio. Manella, poi facciamo Radio Maria con Padre Livio, ma noi lo salutiamo Padre Livio, lo stimo molto, ora al di là delle battute, per cui però non posso fare Radio Maria, Nella. Comunque il testo della Rerum Novarum lo trovate online, leggetelo perché capirete molto anche di questo Papa. Politicamente è stata una scelta puntuale e appropriata. Congratulazioni a Leone XIV. Saluti Gianluca Gianluca, PS, no Pesaro. Strane coincidenze, Trump vestito da Papa e l'elezione di un Papa statunitense. Diciamo così, e anche se vuoi una risposta al Trump vestito da Papa, perché chiaramente è stata una provocazione per certi versi. Ciao Antonino, scusa Antonino, altra domanda, mi scrive Stefano. L'Agostino di cui parla il Papa è quello dei commenti alla Genesi. Questo libro io ce l'ho nella lista degli acquisti e vista l'occasione potrei decidermi. Sì, è proprio lui, quindi compratelo. Buongiorno, vorrei tanto sperare che questo Papa apra al matrimonio dei sacerdoti. Non lo so, credo di no. Il fatto che i media nascondano la faccenda degli insabbiamenti di alcuni abusi, dove pare che il nuovo Papa abbia delle ombre, significa che tengono la notizia come bomba d'orologeria. Occhio, Marco. Vabbè, io ne avevo scritto su Italia Oggi prima del conclave, per cui, come vedi, non è una bomba orologeria. Lui è stato accusato di di non essere stato sufficientemente duro nei confronti di un prete, come si dice, colpevole di abusi sessuali. È stato già spiegato però che lui aveva provveduto a denunciarlo secondo le norme canoniche e le norme canoniche tra l'altro non prevedono l'obbligo di
oddio, di denuncia all'autorità civile. Ciao Antonino, se non sbaglio in milanese il prete non lo si chiama prevosto, Luigi da Treviso, sì, proprio così. Ancora, Luca da Brescia, ciao Antonino, come sempre sei un santuomo per sopportarci tutti, no, ma stai scherzando? Io, guarda, uno si alza, può aver dormito 1 ora, 2 ore, vi garantisco che in questo periodo le ore di sonno non sono state tante, qualche volta credo ve ne siate accorti. Però vi devo dire una cosa, cioè io arrivavo qua e dicevo cavolo, mo vado in onda e so contento di andarci. Perché? Perché dall'altro lato ci siete voi. Ho solo una speranza che Leone 14 non sia un Bergoglio secondo, no, 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 stai tranquillo che non lo è, e che sia un agostiniano tutto da un pezzo. Ciao Antonino, Luca da Brescia. Buona giornata a te, amico mio. No, questo qui vedrete che metterà un po' di cose a posto. Non tutto, ma lo farà, lo farà. Andiamo a dare un'altra occhiata su il giornale. Ovviamente non parliamo solo del Papa, perché sennò davvero facciamo Radio Maria. Il telefono in ogni caso è sempre aperto e andiamo a vedere adesso. Ovviamente ci sono anche delle altre notizie. Oh, permettete, possiamo salutare un amico che mi è stato detto che ci ascolta, per cui io lo saluto, è il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che siamo a pagina 15 del giornale. Mi sono commosso, l'Ave Maria ha unito spiritualmente milioni di persone. Il presidente leghista della Camera, cattolico, il saluto di Papa Leone XIV, la pace sia con voi, assume un rilievo centrale, quasi programmatico. Cosa dice il presidente Fontana? Sono molto commosso e contento. Mi è piaciuto. Il suo discorso è stato ricco di contenuti, profondità teologica, riferimenti spirituali. Scopro anche con gioia che Papa Leone XIV ha studiato all'Angelicum, l'università dove anch'io sto proseguendo i miei studi in filosofia e dove aveva studiato anche Papa Wojtyła, tra parentesi. Le prime parole pronunciate dal neopapa sono state un leitmotiv, la pace. Sarà la figura giusta per aiutare a sanare lo scenario di guerra globale? Sin dal suo saluto iniziale, la pace sia con voi, il Santo Padre ha lanciato un messaggio di straordinaria attualità. In un tempo segnato da tensioni, conflitti, incertezze a livello internazionale, quell'invocazione alla pace assume un rilievo centrale, quasi programmatico. È un appello che sprona tutti, credenti e non, alla responsabilità, all'impegno e alla speranza. Sui temi sensibili come etica e immigrazione, quali posizioni si aspetta dal nuovo pontefice? La scelta del nome Leone XIV richiama esplicitamente la continuità con Papa Leone XIII, il grande pontefice della Rerum Novarum, della dottrina sociale della Chiesa, un riferimento che non è solo storico, ma anche fortemente simbolico. Leone XIII è stato il Papa che scrisse la preghiera a San Michele Arcangelo, appunto, quella che vi ho citato prima, Ecce crucem Domini, fuggite partes adverse, vicit Leo de tribu Iuda, ecco che me la sono ricordata, Radix David, alleluia, vince il leone della tribù di Giuda, sia lode e gloria alla discendenza di Davide. Oggi 8 maggio, cioè ieri quando l'hanno intervistata al presidente Fontana, è proprio la giornata in cui si ricorda l'apparizione di San Michele Arcangelo ed è la giornata della Madonna di Pompei che il Santo Padre ha citato con affetto e profondità. Maria cammina in mezzo a noi. Questa scelta del collegio cardinalizio, in continuità col magistero di Papa Bergoglio, quale segnale rappresenta per governanti e politici? Leone XIV si è definito figlio di Sant'Agostino, che è figura centrale nella Chiesa. Un santo che non nasce tale, ma che lo diventa, e diventa uno dei più grandi padri della Chiesa, al culmine di un lungo e tormentato cammino interiore, segnato dalla ricerca della verità e dall'acquisizione di una profonda consapevolezza spirituale. Significativa è stata la recita dell'Ave Maria insieme ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, un gesto che ha unito spiritualmente milioni di persone nella preghiera. Ringrazio Papa Leone XIV per la ricchezza che fin dalle prime parole e dai primi gesti ci ha donato. Ha già pregato per il nuovo Papa? Tutti i giorni prego per il Papa. La sua è una missione difficile, complicata, pesante, adesso particolarmente. Proprio così. È proprio così. Però sì, io mi riconosco in quello che
è stato detto. Allora, altre zappe che sono giunte. Buongiorno Antonino, mi scrive Raul da Cesano Maderno. Ciao Raul, era da un po' che non ti facevi vivo. Complimenti per la radiocronaca di ieri sera. Grazie, è stata una grande emozione, vi devo dire. Che dire, se davvero Leone farà ciò che tutti ci aspettiamo e attendiamo, allora ho paura che ci dovremo preparare a guerre di religione nei nostri paesi. Come insegnano in altre filosofie, bisogna distruggere per ricostruire dalle fondamenta. Ovviamente spero di no. Ma vedi, se tu ci hai fatto caso, lui è molto piccoli passi e piccoli tocchi. Mica ieri si è presentato, ha detto, ha fatto, già è bastato solo come si è presentato vestito. E quello è stato il primo tocco. Poi ha dato un altro tocco con questa cosa del discorso programmatico scritto di suo pugno, perché a un certo punto nell'inquadratura si è visto, il vento agitava il foglio e si vedeva che era scritto a penna. E questo è stato l'altro tocco che ha dato. Poi la preghiera dell'Ave Maria insieme al popolo, mentre invece Bergoglio aveva voluto che il popolo pregasse per lui. E niente buongiorno e buonasera. Il Papa che si presenta parlando di pace di Cristo, che ricorda Cristo, che parla di Cristo, permettete. Anche questi sono tutti tocchi, tac, tac, tac. Vedi la Chiesa, tu devi immaginare la Chiesa come una maxi petroliera. Se tu gli dai 10 gradi di virata a dritta, tipo voglio andare a destra, bene, timone 10 gradi a dritta, quella mica cambia rotta subito, ce ne mette di tempo per cambiare rotta. E lui mi pare che abbia capito com'è che si manovra, per cui calma che ci arriviamo. Io spero sappia usare bene l'aspirapolvere e tolga i tappeti. Vabbè, pausa e torniamo tra poco, bella gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potrete dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante, biologico, come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudemica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. We starve, look at one another, short of breath, walk
walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea. And I'm a genius of sealed with the righteous gift. Sealed with the righteous gift. The rest is silent. That's me. The rest is silent. The rest is silent. At one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes, singing a hit song on a spider web. Sitcom like it's around you and leave you, and to fulfill my theory. Let the sun shine, let the sun shine, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shining, the sun E questo era il musical Hair 1968, Let the Sunshine In. Fate entrare il sole dentro, facciamolo entrare e facciamolo splendere, che è la cosa più importante, malgrado il clima oggi sia un po' autunnale, devo dire la verità, ma alle 8:39 qui sulle magiche onde di Radio Libertà, la rassegna stampa con Antonino Danna al microfono con voi, altre zappe al 340 670 9659. Gentile e sapiente signor Antonino, sapiente, ma non esageriamo, ma volendo io potrei o riuscirei a sbattezzarmi? No, perché i sacramenti sono indelebili per la dottrina cattolica. Ancora, è secondario che Leone XIV ha pronunciato 16 volte Dio? Il doppio di Pace, triplo di Ponti e i giornalisti non si sono accorti e dato per scontate di ininfluente? No, non è assolutamente secondario. Infatti l'abbiamo precisato dall'inizio qui, non ci siamo fatti prendere in giro dal mainstream. Ancora, Giulia da Sondrio, sto Papa mi piace, mi ricorda Papa Wojtyła, qualche tratto ce l'ha. Comunque la gente in piazza non sapeva neppure rispondere amen, Marco. Se per questo alcuni cardinali manco sapevano il latino, me ne sono, ahimè, drammaticamente accorto quando hanno giurato, però sai, intanto tu, diceva il cardinale Martini, la gente non è stupida, se il vino è buono poi vedi che torna. Questa è la storia, ladies and gentlemen, non è che c'è altro.
Sentite, facciamo un patto, sono l'8:40. Io direi che possiamo dare qualche altro paio di notizie che magari non sono quelle inerenti il Santo Padre, e poi alle 8:45 abbiamo la senatrice Elena Murelli. Ancora, Silvio da Catania, caro Antonino, sbaglio o pace a voi fu il saluto di Cristo agli apostoli impauriti e nascosti il giorno stesso della sua risurrezione? E se non è una dichiarazione di intenti questa, cari saluti, esatto, non ti sei sbagliato. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Quindi, allora, la Repubblica, cambiamo argomento adesso, abrogare l'abuso d'ufficio non è incostituzionale, la consulta boccia i ricorsi e vai. La Corte ha riconosciuto che non esiste per l'Italia l'obbligo di reintrodurre il reato cancellato. L'ANAC i nodi restano. Nessun appiglio, aver cancellato l'abuso d'ufficio non è incostituzionale. La sentenza della consulta attesta ieri, a 24 ore dall'udienza Fiume di mercoledì, che l'eliminazione di quel reato voluta dal governo Meloni a opera della legge 114 del 24 non contravviene agli obblighi internazionali. Non a caso è l'unico punto su cui si sofferma il giudice delle leggi, nella breve nota che rappresenta, almeno dal punto di vista giuridico, la pietra tombale sulle questioni di legittimità che erano state innescate da 14 autorità giurisdizionali a partire dalla Corte di Cassazione. In attesa delle motivazioni esulta il governo, massima soddisfazione, ingiuste le critiche dette alle agenzie il ministro Carlo Nordio, promotore del DDL che fu approvato quasi un anno fa dal Parlamento, in cui viene cancellato il reato. Ma questi si erano convinti che Nordio fosse analfabeta, probabilmente. Cioè, ma secondo voi, no, un reato davanti al quale ti fanno su non so quante incriminazioni, nel 99% dei casi poi non era vero niente. Ma che cacchio di reato è? A che cosa serve? E infatti il ministro Nordio continua: è stato un bene assoluto abrogare una fattispecie di reato molto gravosa nell'economia della giustizia, comportando, sentite qua, oltre il 90% tra assoluzioni, archiviazioni, proscioglimenti, annota anche il vice ministro Sisto. I nodi tuttavia restano, come sottolinea il presidente dell'ANAC, non solo politici, ma anche di concreta azione di contrasto alla corruzione. Ma qual è il punto fondante della sentenza? La Corte ha ritenuto ammissibili, spiegano i giudici, le sole questioni sollevate in merito agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, su cui prima puntavano le ragioni della Suprema Corte. Ma dalla cosiddetta Convenzione di Merida non si può ricavare né l'obbligo di prevedere il reato d'abuso d'ufficio, né il divieto di abrogarlo, ove già presente nell'ordinamento nazionale. Tac, e il discorso è chiuso. Repubblica ha fatto anche un'intervista al nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, ja, che dice: la fine della guerra è la nostra grande sfida, subito una stretta sui migranti. Cosa dice Merz a Repubblica? La priorità numero 1 resta fornire un contributo europeo affinché la guerra in Ucraina si concluda il prima possibile. La sfida più grande che l'Europa affronta al momento attuale, questa terribile guerra che dura ormai da oltre 3 anni. Ma non ci troviamo solo di fronte a una crisi e a questa guerra, tutto ciò sono connesse anche grandi opportunità. Una delle maggiori è quella di rafforzare la competitività dell'industria europea. Siamo grandi stati membri dell'Unione Europea, vogliamo impegnarci assieme in Europa affinché la burocrazia europea venga ridotta in maniera sistematica. Speriamo. Il terzo grande tema è naturalmente la capacità di difesa in seno alla NATO, alla luce dei cambiamenti che ora osserviamo anche da parte di Washington nei rapporti transatlantici. L'Europa deve diventare molto più autonoma. Ci sarà una partecipazione tedesca allo scudo nucleare francese? La Francia ha offerto già da molti anni alla Germania la possibilità di discuterne. C'era già stata un'offerta da parte di Charles de Gaulle negli anni 60. Io ho ripreso questa idea, ho detto sì, possiamo parlarne, con la consapevolezza che a lungo termine non saremo in grado di sostituire con le nostre sole forze in Europa lo scudo nucleare, la protezione nucleare fornita dagli Stati Uniti nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. A proposito degli immigranti, visto che è andato in Polonia da Tusk, siamo concordi sul fatto che noi membri dobbiamo compiere un grande sforzo congiunto
per ridurre la migrazione irregolare verso l'Europa irregolare, scusate, verso l'Europa, e sappiamo che i controlli alle frontiere interne possono essere solo una soluzione temporanea, ma sono necessari finché abbiamo una migrazione irregolare così elevata nell'UE, e la Germania nel centro dell'Europa è uno dei paesi più colpiti. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Do il buongiorno e il benvenuto alla senatrice Elena Morelli. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, senta, prima di addentrarci nel tema del Premier Time, come ha trovato questa elezione pontificia? Come le sembra Leone XIV? Vado un po' fuori programma. Non c'è problema, assolutamente. Sono molto contenta che abbiano trovato anche così velocemente un Papa. La seconda fumata è importante, è un segno già anche questo. Dalle sue prime parole mi è sembrato molto sicuro, determinato per portare avanti quelli che sono i valori della Chiesa, e quindi ci sono grandi speranze per portare anche la pace, perché è quello che lui ha detto, la pace va determinata e la pace è importante, è sicuramente un segnale, anche con la considerazione del fatto che ieri purtroppo c'è stato anche l'attacco tra India e Pakistan, quindi un'altra guerra alle porte, non è nel nostro confine sicuramente, però è un'altra guerra che si apre nel mondo. Appunto, quindi a maggior ragione vogliamo A una maggior pace ragione, esatto. una pace Assolutamente sì. disarmata e disarmante. Molto Sì. bene, senatrice, allora, passando invece a questioni, diciamo così, un po' più terrene, questo Premier Time al Senato, come è andato? Come lo valuta dal suo punto di vista? Assolutamente è andato bene, naturalmente ci sono stati gli attacchi da parte dell'opposizione, io sono intervenuta dopo il senatore Patuanelli che ha attaccato con dei numeri tirando in ballo quelli che sono il declassamento dell'Italia, la previsione dello 0,6, considerando anche quelle che sono le politiche non corrette che il governo sta portando avanti. E io invece ho contrattaccato con dei numeri reali presi direttamente dall'ultimo documento di economia e finanza e da quello che ci dicono i numeri effettivamente nei diversi settori, considerando che l'occupazione è cresciuta fino al 62,2% e la disoccupazione è scesa al 6,5%, con contratti non occasionali ma contratti a tempo determinato e indeterminato, e questo sicuramente è un segnale molto molto importante per costanza, per continuità, e dà un segnale alle famiglie stesse. Se lo dicono anche le imprese sono aumentate l'import e l'export grazie anche alla politica estera del governo, grazie anche all'attenzione che altri paesi hanno verso l'Italia per la qualità, la professionalità, perché i prodotti made in Italy vengono riconosciuti in tutto il mondo. E questo è sicuramente importante. Quello che io ho enfatizzato però alla Premier Meloni è di ancora dare di più un appiglio sulla sicurezza sul lavoro, perché qualsiasi persona non può uscire di casa al mattino e non tornare più per un incidente sul lavoro. E la stessa cosa nel 2025 non possiamo avere casi in cui si contraggono patologie sui luoghi di lavoro. Quindi la sicurezza sul lavoro è importante. Naturalmente il governo sta facendo tanto, è stata fatta questa certificazione per il settore edile, però non basta. Quello che bisogna fare è la cultura della sicurezza sul lavoro, perché il lavoratore deve andare a prevedere quello che è il possibile incidente, quindi essere cosciente di quello che potrebbe accadere nel momento in cui agisce in un certo modo. Ecco allora che la cultura della sicurezza sul lavoro si può inculcare solo ed esclusivamente partendo anche dai giovani, ed ecco perché quello che sta facendo anche il governo è investire nella sicurezza sul lavoro nelle scuole, proprio anche come materia aggiuntiva. E la Premier Meloni mi ha risposto anche che stanno cercando, hanno investito 650 milioni di euro per incentivi alle imprese, e questo è un altro tipo di segnale, perché è vero, è giusto andare a prevenire, molte aziende però ci dicono per investire in nuovi sistemi di sicurezza sul lavoro io devo spendere dei soldi, non ci riesco perché devo fare degli investimenti. Ecco che arriva il governo in aiuto con degli incentivi alle imprese, dando dei premi naturalmente alle aziende che decidono anche di investire, di dotarsi anche di sistemi aggiuntivi proprio per garantire la sicurezza sul lavoro.
E questa sicurezza sul lavoro non deve essere solo però imposta da una normativa, ma deve essere la quotidianità. Deve essere una cosa in cui il lavoratore si sente bene e deve essere anche un lavoro collettivo, quindi ci deve essere una collaborazione anche di squadra, tale per cui insieme si lavori in un ambiente sicuro per tutti. L'altro punto che io ho sottolineato nel mio intervento alla Premier Meloni è considerando l'invecchiamento della popolazione. Purtroppo la denatalità affligge anche il nostro paese e dobbiamo considerare però l'invecchiamento attivo anche dei lavoratori. Ecco perché a mio avviso dobbiamo andare a riportare anche la medicina del lavoro all'interno delle aziende, dobbiamo andare a lavorare sulla prevenzione. E c'è uno strumento molto importante che possiamo sfruttare, che ho sottolineato al governo, che è il nuovo strumento di programmazione europea, si chiama New European Governance Framework, e questo strumento ci dice proprio che noi possiamo derogare al patto di stabilità se investiamo in prevenzione in qualsiasi forma, e quindi ecco perché nella nuova programmazione europea possiamo fare questo tipo di ragionamento, investire di più in sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori rispetto ad altri tipi di investimenti che non ci permetterebbero anche di derogare il patto di stabilità. Certo. Senta, secondo lei però in tutto questo quali dovrebbero essere le prossime mosse del governo? In che senso? Per che cosa? Scusi. Diciamo le Perché mosse ci sono diversi più ambiti, è per quello che le sì, ho no, spiazzato un po' la ovviamente domanda. nel campo economico e poi anche, diciamo così, a livello internazionale. Beh, a livello internazionale quello che si sta facendo è tanto, anche il viaggio della Premier Meloni negli Stati Uniti con Trump per andare, che questo è stato un altro argomento di discussione del Premier Meloni, lei è stata attaccata per aver, tra virgolette, venduto l'Italia e aver importato quello che è il gas liquido, e giustamente la Premier Meloni dice non ho venduto niente, siamo noi che abbiamo bisogno, abbiamo offerto altro in cambio, quindi è stato un da o des alla fine, uno dice ti metti i dazi, dall'altro punto di vista tu hai bisogno di un altro tipo di prodotto, ti tolgo i dazi e ti do qualcos'altro. Questa è la contrattazione che avviene anche a livello non solo politico, ma di solito anche a livello commerciale. E invece dal punto di vista invece è importante andare a considerare gli altri paesi, quindi i paesi del Golfo che sono assolutamente in sviluppo, e un occhio di riguardo va dato anche all'India, perché anche l'India, sebbene come dicevo all'inizio ieri abbia attaccato il Pakistan, dal punto di vista economico è un paese assolutamente altamente tecnologico, qualificante e in forte sviluppo, e quindi ci possono essere sviluppi commerciali anche con l'India stessa. Per quanto riguarda la politica interna, sicuramente dobbiamo investire di più in quello che cercando di rafforzare quelle che sono le politiche sul lavoro, andando a rinnovare sempre più velocemente quelli che sono i contratti nella pubblica amministrazione, i contratti del terziario e i contratti collettivi nazionali, andando a contrastare quelle che sono le forme atipiche di contrattazione, che sono quelle che creano poi direttamente dei problemi. Dall'altro punto di vista dobbiamo sempre più andare ad aiutare le imprese e andare a semplificare la burocrazia. Purtroppo anche ieri abbiamo approvato un disegno di legge sulla semplificazione che va a semplificare diversi tipi di normative, poi però purtroppo ci sono le varie circolari anche regionali, delle direttive regionali, dei circolari ministeriali e delle varie istituzioni che vanno invece di più a togliere la responsabilità a quelli che sono i funzionari pubblici per poter poi mettere in capo alle aziende e ai lavoratori altre complicanze. Quindi noi cerchiamo sempre di andare a semplificare, e non solo per le imprese, ma anche per i cittadini stessi, perché per esempio l'altro giorno abbiamo fatto un evento molto interessante del Dipartimento Innovazione della Lega, dove abbiamo spiegato quelle che sono le novità che vengono offerte ai cittadini sulla APIO. E sulla APIO abbiamo messo la patente piuttosto che la carta d'identità. Molto semplicemente uno dice ho sempre il cellulare con me, ho i documenti con me, posso farli vedere tramite la APIO senza problemi, in modo tale che non mi porti il portafoglio pieno di documenti da presentare. Questa è una cosa semplice. E l'altra cosa che abbiamo ottenuto, che è la certificazione, la ricetta medica, che viene riconosciuta su tutto il territorio nazionale già, ma ci permetterà anche di riconoscere a livello europeo. Questa è un'altra semplificazione che è stata ottenuta già grazie anche alla collaborazione con il Ministro per le politiche europee, in modo tale che
anche pensando agli lavoratori, ai turisti e agli studenti Erasmus, per esempio, che girano per l'Europa e hanno la ricetta medica, possono andare in qualsiasi farmacia da qualsiasi dottore in giro per l'Europa e poter ottenere il medicinale che serve. Molto bene. Senatrice, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Allora, adesso io sono in Commissione Lavoro Sanità, stiamo portando avanti un disegno di legge molto interessante che è già stato approvato alla Camera dei Deputati, che abbiamo lasciato sul tavolo nella scorsa legislatura, che è quello per i permessi lavorativi per i lavoratori oncologici. È sicuramente un atto di dignità, perché nel momento in cui ti viene diagnosticato un tumore, purtroppo ti cade il mondo addosso e quindi non sei in grado di lavorare, a fronte anche Sì. delle terapie e delle cure che devi fare. Quindi continuamente prendere permessi sul lavoro non sempre sono a disposizione. Ecco perché invece questo disegno di legge permetterà ai lavoratori oncologici di prendersi il tempo per potersi curare, dall'altro punto di vista mantenere il posto di lavoro. È un disegno di legge che abbiamo in commissione, abbiamo gli emendamenti da analizzare nelle prossime settimane, avremo i pareri, lo porteremo in aula e lo chiuderemo. Invece la prossima settimana in aula abbiamo la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese. Quindi il lavoratore, nel momento in cui l'azienda non verte in buone acque, può inserirsi all'interno dell'azienda acquistando il capitale della società e può direttamente prendere successivamente la riattivazione dell'azienda e gli utili. Ecco perché è importante, in questo modo si va a responsabilizzare ancora di più il lavoratore, che ha interesse a mantenere il proprio posto di lavoro, interesse a lavorare nell'azienda, interesse ad andare avanti con l'attività. Questo molto spesso capita perché l'imprenditore fa investimenti sbagliati, ma dall'altro punto di vista il mercato si sa che c'è, ci sono gli ordini e quindi il dipendente vuole continuare l'attività dell'azienda stessa, o magari anche perché non c'è più ricambio generazionale. Mi è capitato anche di andare a visitare un'azienda dove il proprietario non aveva figli, non aveva nipoti, non sapeva più cosa fare e i dipendenti erano pronti a rilevare l'azienda stessa per poterla portare avanti. Ecco, questo è un altro provvedimento che porteremo in aula la prossima settimana. Molto bene. Allora, buona giornata e buon lavoro e ci sentiremo presto di nuovo. Grazie. Grazie mille, è sempre un piacere, buona giornata. Qui Parlamento. Le 8:57 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Alcune zappe che sono giunte a Caltanissetta ieri alle 18. San Michele Arcangelo è stato portato in processione alla stessa ora della fumata bianca. San Michele ha portato la spada al Papa, speriamo. Ancora Antonia, le ONG che continueranno a ricevere soldi per portare in Italia i clandestini, vedi Casarini, Antonia. Bah, credo che cambierà qualcosa anche su questo, vedremo. Ciao Antonino, con la ristrutturazione della Chiesa che dovrà fare il nuovo Papa, meno male che il 110% l'hanno tolto, altrimenti avrebbe sbancato il mondo. Beh, veramente c'è un grosso problema per quanto riguarda i fondi. La Chiesa è in deficit. La Santa Sede ha un forte rosso, quindi bisognerà anche ristrutturare le finanze e rivedere un po' di cose. Pensate che l'obolo di San Pietro nel 2009 faceva 82 milioni di offerte l'anno e l'anno scorso, anzi nel 23, perché non ci sono altri bilanci pubblici, nel 23 l'obolo di San Pietro è arrivato a 52 di milioni, quindi vedete un po' voi. Va detto che questo Papa viene dalla Chiesa americana, che è quella prima per quanto riguarda le donazioni alla Chiesa cattolica, insieme con quella tedesca, per cui ci sarà anche qui da vedere che cosa succederà. Buongiorno, mi sembra un Santo Padre molto caro, finalmente un pastore, possiamo tornare a essere le pecore. Spero possa ridarci il Padre Nostro come lo pregavamo prima. Bravo lei che ricorda a memoria la preghiera di San Michele Loredana. Grazie, insomma, si cerca di fare il nostro mestiere e di darvi informazione più che altro. Comunque sono le 8:59 minuti e 40 secondi, noi andiamo in pausa e torniamo dopo la pubblicità col telefono aperto allo 0292947222, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo.
Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente, se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E da questo momento il telefono è aperto allo 0292947222 per le vostre chiamate, lucubrazioni, discussioni, interventi, quello che volete. 340 670 9659 se volete dire la vostra sulla zappa. Allora andiamo a vedere che cos'altro è arrivato. Il Vaticano ha le casse vuote, però i milioni a Casarin li ha trovati. Va bene, ora ci auguriamo ovviamente che le cose cambino, insomma, qualcosa cambierà di sicuro, potete stare tranquilli, questo è abbastanza chiaro e abbastanza evidente. Noi vi attendiamo al telefono che è sempre 0292947222. Andiamo a vedere se già abbiamo qualche aggiornamento, non soltanto per la questione pontificia, ma abbiamo una chiamata. Pronto, chi è là? Pronto? Buongiorno. Ciao Mario, buongiorno a te. Io sono quello preposto ormai a rovinare la giornata a tutti, quindi è il mio mestiere di cagadubbi, come diceva una volta. Al 70-80% non sono d'accordo con quello le sue considerazioni, caro Danna. A me sembra un altro compagnuccio della parrocchietta, un altro catto comunista, un po' mascherato, un po' più moderato rispetto all'altro, ma l'ho già battezzato così, per me è questo. E quindi non mi faccio tante illusioni. Come diceva Oscar Wilde, un pessimista non è nient'altro che un ottimista ben informato. Quindi meglio e gli essere altri invece pessimisti. siamo tutti stronzi, non l'ho capito io. Come? E gli altri invece siamo tutti stronzi, perché il pessimista invece è un ottimista ben informato.
Cioè, No, lasciare non ho un po' detto di che beneficio del io dubbio non, ogni tanto, Mario, che dici? no, no, ma io non mi sono quasi mai, mi sbaglio come tutti gli esseri umani, però mi piace stare con i piedi per terra. A me pare un altro filo marxista. Poi io non si sarà messa pure la mozzetta rossa rispetto all'altro e cose varie. Ma comunque una notazione di colore che nessuno ha fatto, ma faranno nei prossimi giorni. Non so se lei ha lo smartphone in mano, Danna, ma avete notato una cosa? Proprio separati alla nascita, ha una somiglianza impressionante di faccia col direttore del Corriere della Sera Fontana. L'ha notato? Ma onestamente non era tra le cose più impellenti che riguardassero l'elezione di questo Papa, però sì, e quindi? No, guardi, proprio separati alla nascita. Proprio separati alla nascita, confronti Fontana, direttore del Corriere della Sera, la stessa bocca, la stessa faccia, la stessa conformazione cranica, la stessa... Ma io non mi faccio tanta illusione. Non canteremo forse l'internazionale oppure viva il comunismo, però insomma la direzione è quella. Volevamo se tutti quanti bene, entrate tutti quanti anti-Trump, evviva, 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 dai, un compagnuccio in più. Dai, ciao caro, ciao. Ma la Rerum Novarum era tutto meno che un documento pro comunismo, però vabbè. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate. Ciao Ma a me Graziano. sembra vederlo così, anch'io l'impressione, ho detto che è tranquillo e sereno, però adesso non si può dire niente. Alla prima uscita mi sembrava delle cose che ha detto molto interessanti, soprattutto per il popolo, per la pace, eccetera. C'è cose che devono essere fatte. E poi la somiglianza, a me sempre come somigliante viso profilo che assomiglia a Papa Wojtyla, Sì, anche, come anche. somiglianza di viso. E dopo non si può mai dire, adesso dopo un giorno già ci sono già quelle critiche, ma come si può dire dopo una giornata? Bisogna vedere le prime uscite, cosa dice, cosa fa, eccetera. E preghiamo il Signore che eventualmente su tutte queste cose, anche vedendo il popolo, diciamo tutto il mondo, vedendo la sua tranquillità, che tutto il mondo si renda conto di essere più sereni e più tranquilli, che tutto il mondo andrebbe meglio. Grazie, buona giornata. Grazie a te, Graziano. Buongiorno Antonino. Intanto questo Papa si è vestito da Papa ed è già un segnale forte. Poi Francesco che si è fatto seppellire fuori dal Vaticano è un po' come se si fosse messo simbolicamente fuori dalla Chiesa, fuori dalla storia della Chiesa e del papato. Un'ultima suggestione, Trump travestito da Papa col dito alzato, che non sia stato un caso, Giovanni. Beh, veramente non ci sono tanti papi che sono sepolti fuori dal Vaticano. Comunque, altra telefonata, pronto chi è là? Buongiorno, salve, Marco da Roma. Benvenuto. Allora, il nuovo Papa, dal punto di vista economico-politico, se vogliamo dire così, mi interessa poco quale sia la sua visione, mi interessa moltissimo invece dal punto di vista dottrinale, e qui io ho visto che in passato si è pronunciato in modo molto critico contro il woke, il gender, dovrebbe essere anche un Papa fortemente pro-life, quindi io sono ottimista da questo punto di vista, che diciamo per la spiritualità cristiana dovrebbe essere preminente rispetto a un discorso invece più economico. Grazie. Grazie a te, sono d'accordo. L'uomo è molto, molto chiaro sui temi delle realtà ultime e su una certa dottrina della Chiesa. A me starebbe bene anche Papa Peppone, ma di sinistra, ma onesto e buono. Ma Leone XIV non era leone nascosto del diagramma ofitico gnostico? Come se fosse Antani, guarda, anche con la supercazzola bitumata a destra. Va bene, 0292947222, sempre se avete voglia di essere dei nostri, vi aspettiamo perché naturalmente di cose da dire ce ne sono e non solo su questo.
Andiamo a vedere un po' altre notizie, perché chiaramente non è che c'è solo questo. Vi dicevo, c'era sull'ANSA questa intesa che gli americani hanno fatto con gli inglesi e Trump annuncia appunto che ci sarà un'intesa anche con l'Europa e sta discutendo con la Cina. Nel giorno in cui, scrive l'ANSA, nel giorno in cui 80 anni fa Winston Churchill annunciò la fine della seconda guerra mondiale in Europa, Donald Trump e Keir Starmer hanno dichiarato la fine della guerra commerciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna. La prima intesa da quando il presidente americano ha imposto una raffica di pesanti dazi contro mezzo mondo. Forse non l'ultima, faremo un accordo con l'Europa, ha assicurato il presidente americano, mentre la sua amministrazione al weekend si confronterà con la Cina in Svizzera. Le borse Wall Street hanno reagito in modo positivo all'accordo commerciale tra Londra e Washington, anche se non tutti i dettagli sono stati rivelati. E nonostante le rassicurazioni di Trump che si tratti di un piano esaustivo, lo stesso ambasciatore britannico, Lord Peter Mandelson, uno degli architetti, ha parlato di un work in progress. Questo è un film, non una fotografia, ha spiegato nello studio Vale. Nella lunga conferenza stampa seguita all'annuncio, The Donald ha parlato di un grande accordo vantaggioso per entrambi i paesi e di cui beneficerà soprattutto il settore agricolo a stelle e strisce. Erano anni che cercavamo di concludere questa intesa, ha detto il presidente americano, ricordando di averci provato anche durante il suo primo mandato e sottolineando come per la Gran Bretagna era ancora più necessario dopo la Brexit. Abbiamo un'altra chiamata, mi sa. Pronto, chi è là? No, non c'è. Ah, perfetto, va bene, allora mi ero sbagliato io. Tornando a noi sulla questione accordo Trump e Inghilterra. Per loro è stata una buona decisione, ma mancava l'accordo con gli Stati Uniti, adesso l'abbiamo fatto. Starmer dal canto suo, in collegamento telefonico con lo studio Vale, l'ha definito storico. Salverà migliaia di posti di lavoro nel Regno Unito. In conferenza stampa a Londra il Premier ha poi negato di aver scelto gli Stati Uniti al posto dell'Europa. Credo sinceramente che possiamo avere un buon rapporto con entrambi. I dettagli della nuova intesa negoziata da Trump, con la collaborazione del suo segretario al commercio Howard Lutnick, saranno definiti nelle prossime settimane. Quel che si sa per ora è che saranno eliminati i dazi del 25% su acciaio e alluminio britannici e sarà ridotta dal 27,5% al 10% l'aliquota sulla maggior parte delle esportazioni di automobili. Il taglio riguarderà in particolare 100.000 veicoli. Nel 2024 il Regno Unito ne aveva esportate oltreoceano 101.000. Lutnick ha comunque precisato che per la generalità dei prodotti britannici, acciaio, alluminio, motori Rolls-Royce esclusi, rimarrà in vigore il dazio minimo del 10% fissato dall'amministrazione Trump come soglia globale di base. In cambio il governo di Londra ha annunciato che eliminerà la tariffa sull'etanolo per gli USA e aprirà il suo mercato ai prodotti agricoli e alla carne americani. Inoltre la Gran Bretagna annuncerà nelle prossime ore 10 miliardi di dollari di nuovi ordini da Boeing. The Donald ha anche risposto a una domanda sui dazi contro i film non prodotti negli Stati Uniti, rassicurando che James Bond può dormire tranquillo. E poi ha approfittato per raccontare un aneddoto sul suo vecchio amico Sean Connery, di cui ha anche accennato una pessima imitazione. Ma io posso stare a 44 anni a raccontare queste storie, vi prego. È stato lui a fare in modo che potessi costruire ad Aberdeen. Lasciate che quel maledetto tizio costruisca i suoi campi da golf, disse, e 2 minuti dopo avevo il permesso, ha raccontato. Quanto alle intese con altri paesi colpiti dalle misure, il tycoon ha assicurato di voler stringere accordi con tutti, Europa inclusa, e che incontrerà nelle prossime settimane Ursula von der Leyen, una persona fantastica. Prima c'è la Cina. Il presidente americano si è detto ottimista sulla possibilità che i colloqui tra il suo segretario al tesoro Scott Bessent e i rappresentanti di Pechino vadano bene. Sono sicuro che avremo un grande weekend con la Cina, ha dichiarato, ribadendo che loro hanno più da perdere rispetto a noi. Mi piacerebbe poi parlare con Xi, dipende da come andrà, ha detto ancora. Vediamo. Certo, se riuscisse a raggiungere un accordo con la Cina,
questo aiuterebbe non poco l'economia nei prossimi mesi. Pronto, chi è là? Buongiorno, sono Giacomo da Novara. Benvenuto. Allora, ieri devo ringraziarti perché ieri hai segnalato un libro di Luca Ricolfi che si intitola Mutazione. Scusami, Sono la andato metamorfosi subito a comprarlo Sì. e ne ho letto già 70 pagine. Devo dire che è un bel investimento perché fa tanti di quei raffronti, tante di quelle considerazioni molto culturalmente approfondito che veramente ne vale la pena di comprarlo e leggerlo. Volevo dare questo contributo a favore tuo e a favore soprattutto di Ricolfi perché gli compriamo il libro. Grazie. Grazie a te, insomma, soldi ben spesi, spero. Sono contento che tu ti sia trovato bene. Il libro si chiama, appunto, scusate, non La Metamorfosi, quella è di Kafka. Questo è La Mutazione, Luca Ricolfi, La Mutazione, come le idee di sinistra sono migrate a destra, è edito da Rizzoli Libri, quindi voi lo potete acquistare online nelle librerie e naturalmente nelle migliori librerie, non nei peggiori bar di Caracas, perché il professor Ricolfi è un numero uno. Luca da Brescia. Ciao Antonino, sto guardando in diretta la parata del 9 maggio a Mosca per ricordare chi liberò gran parte dell'Europa dai nazisti. Beh, diciamo che quella gran parte dell'Europa liberata da quei signori ha fatto terno secco dopo che si è beccata una dittatura che la metà è bastata per altri 50 anni. Ecco, dalle immagini posso solo trarre una conclusione, che le paure della Frau Ursula di un'invasione russa sono solo, diciamo così, pie utopie. Speriamo che qualcuno a Bruxelles si ravveda e la smetta di giocare col gatto quando si è il topo. Antonino, speriamo che il topolino europeo non pensi di essere una pantegana dai Navigli di Milano. Un abbraccio, Luca da Brescia. È 3 anni che ci provano ad arrivare in 3 giorni a Kiev e non ci riescono. Insomma, anche questo dovrebbe dire tanto su questa macchina bellica che avrebbe dovuto accartocciare l'Ucraina come una lattina di Coca-Cola, ma mi pare che le cose non siano andate propriamente così. 3 anni. Andiamo a vedere ora, vediamo un po' che altro c'è di notizie. India-Pakistan, alta tensione, nuova ondata di attacchi nella notte, scrive la DN Kronos. Nuova Delhi ha accusato Islamabad di molteplici attacchi sul suo territorio, nonostante i numerosi appelli internazionali ai due paesi per una de-escalation. Resta molto alta la tensione tra India e Pakistan, divisi dalla crisi scoppiata il 22 aprile in seguito all'attacco terroristico a Pahalgam nel Kashmir indiano. Nuova Delhi ha accusato oggi Islamabad di una nuova ondata di attacchi notturni sul suo territorio, nonostante i numerosi appelli internazionali ai due paesi per una de-escalation. L'India ha segnalato molteplici attacchi da parte di droni e armi da fuoco pakistani durante la notte lungo il confine. Gli attacchi dei droni sono stati respinti, si è risposto in modo appropriato, ha aggiunto l'esercito. Secondo una fonte della polizia citata da AFP, durante questi attacchi un civile è stato ucciso da colpi di mortaio nel settore di Uri. L'ultimo bilancio fornito ieri dalle autorità indiane parlava di 16 morti tra i civili. Da parte sua il Pakistan ha denunciato 32 morti tra la sua popolazione. 4 i civili pakistani che sarebbero stati uccisi durante i bombardamenti indiani avvenuti durante la notte nel Kashmir, ha riferito la polizia, precisando che le forze indiane hanno bombardato zone civili, causando la morte di 4 persone, tra cui una bambina di 2 anni, e il ferimento di altre 12. Anche qui sarà bene che i due si fermino, sarà bene un intervento serio. Mo ci vuole per una pace disarmata e disarmante, perché questi due, tra l'altro, sono entrambi paesi dotati della supposta atomica e la cosa non è bella.
Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sono in Sì? linea? Sì, A buondì. proposito di Ricolfi, volevo suggerire un altro libro suo, molto interessante e da meditare profondamente. La società signorile di massa. È un Sì, libro che è bellissimo. uscito 3 anni fa, se non sbaglio. È molto Sì. interessante. È una fotografia dell'Italia che fa pensare. Grazie, a presto. Grazie, ecco, questo è un altro bellissimo testo, niente male davvero. Grazie per averlo sottolineato e per averlo citato, questo libro. Questo però è edito dalla Nave di Teseo, lo trovate lì. Nord Corea, Kim va sempre sull'ADN Kronos, Kim va ai test sui contrattacchi nucleari contro Seoul, gli USA, il leader nordcoreano ha supervisionato le esercitazioni effettuate all'indomani dei test missilistici sudcoreani. Anche qua, questo è un altro Rocket Man, come lo chiama Trump, che dovrà essere un pochettino ridimensionato. Vediamo un po' che altro c'è. Ah, oggi comincia il Giro d'Italia, gente, cavolo. E manco me l'avevate detto. No, me l'ha detto l'ADN Kronos, grazie a Dio, lo diciamo. A proposito, posso dire una cosa? 9 maggio 1978. Vorrei vedere con questi miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Un pensiero e un bacio ad Aldo Moro e un abbraccio grande grande a un uomo che è stato veramente un grande uomo. Non dimentichiamocelo Aldo Moro, che Aldo Moro, questo morto è dici i morti se ne vanno e non tornano più, certi morti restano più di prima. Lui continua a restare, come aveva scritto nelle sue lettere, io ci sarò e sarò ancora segno di contraddizione. Sì, lo è. Sì, lo è. Non bisogna dolersi dell'aver detto la verità, perché dire la verità è sempre illuminante e ci aiuta a essere coraggiosi. Altro che un vile, come qualcuno sostenne quando arrivarono le sue lettere. Dicevamo del Giro d'Italia, oggi la prima tappa, scrive l'ADN Kronos, orario, percorso, dove vederla. Inizia oggi, venerdì 9 maggio, il Giro d'Italia del 25. L'edizione 108 della Corsa Rosa partirà da Durazzo, Albania, per la prima volta nella storia e si concluderà a Roma. La prima tappa da Durazzo a Tirana è già molto impegnativa e potrebbe riservare sorprese in virtù dei diversi punti in altura presenti nella seconda metà del percorso. Vediamo allora dove vedere in TV questa benedetta prima tappa. Intanto cosa bisogna sapere sulla prima tappa? Dopo un inizio pianeggiante, che verrà chiuso dai traguardi volanti di Paper ed Elbasan, chilometri 58 e 67, ci sarà il primo Gran Premio della Montagna Gracen, seconda categoria, con scollinamento a 777 metri d'altitudine. Saranno 13 chilometri in salita con pendenze fino all'11%, all'anima. Un dislivello importante che potrebbe regalare subito qualche fuga. Dopo una lunga discesa si entrerà a Tirana con doppia scalata a Surrel, il Gran Premio della Montagna di terza categoria a 454 metri d'altezza, per poi arrivare al traguardo. La prima tappa partirà alle 13:10, diretta TV in chiaro dell'edizione numero 108 del Giro d'Italia, a cura di Rai Sport e Rai 2, streaming gratuito su Rai Play, mentre la diretta TV in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà poi disponibile su Discovery Plus, Sky Go, Now e DAZN, quindi scegliete un po' voi come volete sintonizzarvi per seguire la Corsa Rosa. Sempre bello vedere il Giro d'Italia, porta sempre una grande emozione. Allora, abbiamo... Dov'è la novità nei conflitti? Dov'è la novità dei conflitti India-Pakistan? Sono decine di anni che combattono più o meno intensamente, Maurizio. Ecco, forse sarebbe ora di chiuderla, no? Onore al Giro d'Italia, che bello. Speriamo che non muore ancora il Papa. Grazie Antonino Danna, sei simpatico, non ti facevo così simpatico.
Stefano il pestifero del Brembo. Io invece non ti facevo così di pessimo gusto, devo dirti la verità. Ora che anche il Papa è sistemato, possiamo parlare della nostra economia? Sono arrabbiata sulla notizia che la Meloni ha dato a tutti noi, portare la spesa per il riarmo al 2% già nel 25, contrariamente a quanto aveva spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Le spese militari in giro per il mondo superano già il 2%. Ma vogliamo dire mettiamo la testa sotto la sabbia che nel cerchio magico della Meloni ci sono alti interessi nelle armi, ad esempio Crosetto, c'è un primo ministro, il primo ministro naturalmente è quello che decide la linea del governo. Volevo ricordare anche questa cosa, se mi posso permettere. È vero che è un organo collegiale, ma è il primo ministro, secondo il Presidente del Consiglio, secondo la legge 400 del 1988, che decide l'indirizzo. Ultima telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Cara signora Allora, Lisetta. devo dire qualcosa. Allora, Prego. signor Tonino, per l'America e per Trump è di rafforzare, mi sembra, i legami economici e militari con Roma. Ed è in linea con la priorità della stessa America, prima nell'Indo-Pacifico, nel Mediterraneo e altrove. La nostra penisola, signor Tonino, come perno, è come un perno di un comando unificato Europa-Africa. Dal gas made in USA agli F-35 non si dà nulla per nulla, signor Tonino. Adesso poi abbiamo anche il Papa americano, meglio di così siamo tutti americani. Vi rendete conto, ragazzi, ascoltatori di Radio Libertà? Se qualcuno è contrario a quello che ho detto, lo dica, grazie. Chiedo scusa, è meglio essere russi allora? No, ora non capisco questo anti-americanismo, non lo capisco proprio. Poi tra l'altro, voglio dire, qui è un'ora e mezza, anzi 2 ore, che stiamo spiegando che questo Papa non è assolutamente un trampiano, per cui non capisco il senso della polemica, se mi posso permettere, Lisetta. Stavolta non ci arrivo, devo dire la verità. Siamo tutti americani? Beh, meglio tutti americani che tutti russi, dai, per favore. Sarebbe meglio ancora essere tutti europei, ma se devo pensare all'Europa di oggi, dove c'è uno come Merz che vuole fare il più figo del bigoncio e c'è un governo che come tira una botta di vento cade e poi l'AfD fa il pieno di voti, o un altro bollito come Macron che si sente tutto lui e pensa che il sole ruota attorno alla Francia e tra poco, ormai politicamente parlando, defunge. Cioè, veramente, se penso a questa roba, insomma, meglio tutti americani, benedetti Dio. Ci mancherebbe pure. Trump è stato molto chiaro nei confronti dell'alleanza NATO. Volete stare dentro? Sì, benissimo. Investite il 2% di PIL nella difesa. Punto. Chi ci vuole stare ci sta. Chi ci vuole stare onora a quel punto gli impegni, perché pacta sunt servanda. Questa è la realtà dei fatti. Chi è? Pierre, meglio America che Russia? Vorrei ben dire. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Che dire di più? Che io vi ringrazio, è stata una settimana abbastanza pesante, ma siamo riusciti a portarla a casa. Domani alle 8 ci sarà lui, il grandissimo Pier Vittorio Scimia, in compagnia di Matteo De Sio, e insieme appunto condurranno, li abbraccio e li saluto con molto affetto, condurranno la rassegna stampa. Se avete voglia, domani c'è il garage dell'Alfista dopo le 9:35 trattabili. Noi ci salutiamo qua, ora c'è Parlando Liberamente con il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi tutta la programmazione della rete. Grazie, ci si risente alle 17:30 con Chilometro Zoom. A bientôt, a più tardi. Au revoir.